Buonasera a tutti. Come segretario accademico dell'Ateneo vi do il benvenuto in sostituzione della Presidente Antonella Magaraggia, che purtroppo ha avuto un improvviso impegno familiare per il quale non può esserci, ma Ateneo ci teneva in modo particolare a essere presente oggi e presentare l'apertura del corso di Storia della Sanità, che è uno dei punti d'orgoglio di Ateneo, perché grazie alla dottoressa Nelly Elena Van Zan Marchini ci dà lustro ad Ateneo, dà lustro alla città di Venezia, dà lustro alla possibilità alla nostra città di avere sempre occasioni di studio, di incontro, di confronto, di apprendimento, che è lo spirito di Ateneo. Io non posso che ringraziare l'organizzazione del corso, nella persona della della professoressa, perché davvero siamo orgogliosi anche oggi di poter ascoltare, insomma, un'eminenza nella materia, e quindi non mi fermo certo a presentarlo io. Io dico solo grazie anche a tutti voi di essere presenti in Ateneo, perché la vostra presenza dà la forza a noi di continuare a organizzare, a promuovere la cultura a Venezia, perché la cultura a Venezia è il motore ed è la vita della nostra città. Grazie. Grazie al segretario accademico che è venuto qui per aprire il corso. Grazie a tutti voi che siete così numerosi e grazie a Gaetano Tiene. Allora, questa sera a aprire ufficialmente il corso sarà una lezione del professor Gaetano Tiene, che non avrebbe bisogno di presentazione perché in realtà è molto conosciuto nel Veneto, oltre a essere un professore di cardiologia e anatomia patologica, aver fatto appunto il professore ordinario a Padova di anatomia patologica, il direttore dell'istituto della stessa disciplina, il presidente della Society for Cardiovascular Pathology dell'America, insomma ha un curriculum eccezionale, poi addirittura della Paul, scusate la pronuncia, the Dudley White International Lecture and the Howard American Heart Association di Dallas. Quindi ha una serie di cariche anche onorarie come Fellow del Royal College of Physicians di London, e poi è stato presidente anche dell'Accademia Olimpica di Vicenza, quindi un nostro vicino accademico molto importante. Pensate che è stato citato, i suoi studi scientifici sono stati citati 140.384 volte. Ecco, il professor Tiene poi ha un altro merito che è nel suo cognome. Un Gaetano Tiene, che è un suo antenato, ha fondato l'ospedale degli incurabili a Venezia assieme appunto ai vari fondatori, che erano soprattutto state due patrizie veneziane. Ecco, quindi questa sera di che cosa ci poteva parlare il professor Tiene se non del morbo gallico, per il quale appunto l'ospedale delle incurabili non solo a Venezia ma anche in Italia sono stati fondati. Quindi la parola, lo ringrazio intanto di aver accettato il nostro invito, e la parola a Gaetano Tiene. Mi sento onoratissimo per questo invito da parte della professoressa Van Zan. Io ho una stima enorme per lei, perché lei è una grande storica della medicina, sia di Venezia e sia di Padova, e mi sento molto lusingato di questo. Ma voglio dirvi come ha aperto lei. Mi è familiare questo tema, mi farà sorridere questo aggettivo. No, è che io porto il nome e il cognome del santo, che è diventato tale per aver dedicato lui, teatino, la sua vita per la cura dei malati incurabili. Erano tutti sifilitici,
E quindi voglio dire, è quasi dovuto questo mio interesse. Ecco, partiamo da qua. Che cos'è la sifilide? Beh, intanto è conosciuta anche come lue, cioè pestilenza, è una malattia infettiva, e non c'è dubbio, la cui trasmissione sappiamo bene che viene per via venerea, e comparve proprio alla fine del 400 e si diffuse in tutta Europa rapidissimamente, cioè una pandemia come un flagello che aveva una mortalità molto elevata, e spiega perché il santo si dedicò a questo. Appunto, il suo nome deriva dal Sifilus, era quel giovane pastore che era protagonista del libro di Girolamo Fracastoro, Sifilis, Sive in latino de morbo gallico, che è stato pubblicato nel 1530 e che descrisse il quadro clinico e la trasmissione di questo. Fatemi vedere, benissimo. Eccolo qua chi era Girolamo Fracastoro, che dà il nome anche a un ospedale in provincia di Verona in questo momento. E lui, questo autore del Sifilis, Sive. Ma allora, cos'era questa malattia? Era fatta dalla comparsa dei olceretti intorno ai pudendi, perché l'origine, è inutile negarlo, del contagio nasceva per lo più per il coito. Benissimo, ecco qua. Ma cosa scrisse poi in un successivo libro che chiamava De Contagione e De Contagiosis Morbis, cioè della sifilide, che fu pubblicato nel 1946? Bene, Fracastoro era un genio, intuì che la disseminazione della malattia, eccola, era infettiva, avveniva attraverso qua, ma non erano ancora stati scoperti i batteri, ma lui li chiamò seminaria. In parole disseminazione, una semenza, voglio dire, è la malattia, perché c'erano questi corpuscoli che lui non aveva capito che erano, diciamo così, vitali, erano minuscole come fossero materiali, però ecco, ebbe questa incredibile intuizione. Bene, ecco, semi della malattia, doveva essere veramente particolarmente intelligente. Grappoli di particelle non viventi sono in grado di trasmettere la malattia da un uomo all'altro. Concepì il concetto appunto della infezione, cioè che la malattia era infettiva. Bene, sentite cosa dice Morgagni, il nostro grande maestro. Io mi sento morgagnano. Non ho dubbi che particelle corrosive presenti negli umori di coloro che sono infetti da sifilide, ha usato il termine infetti, si attaccano alle tonache delle arterie, ecco, il bersaglio, vedremo, è l'aorta, e predispongono alla loro dilatazione e agli aneurismi che possono poi rompersi. Ecco, ma da dove viene questa venerea? Sentite un po', l'imperatore Massiliano fa un decreto, la sorgente sono i postriboli, la malattia è propria delle meretrici delle lupanare, quello che sarebbe il casino in parole povere di Faenza del 1400. Eccole qua, quali sono i stadi? Ci sono dei stadi che sono sifilide primaria, banali apparentemente, i primi 10-90 giorni di infezione, poi c'è una secondaria che invia, eccolo qua, 2-6 settimane dopo la guarigione delle colcerette che vedremo, e poi no, qui c'è questione di vita, cioè la sifilide di terziaria è micidiale, e vedremo di cosa si tratta. Benissimo, eccola qua la sifilide primaria, vedete queste ulcerette che possono anche essere nella bocca. Queste sono la sifilide secondaria, che viene da disseminazione ematogena, per cui colpisce tutti gli organi. Ecco anche il palmo dei piedi. Ecco questa la terziaria. La terziaria è quando vengono colpiti i vasi, e questi sono appunto, vedete qui c'è una infezione della tonaca media della aorta con cellule giganti, e vedete l'infezione qui delle vasa vasorum. Cosa sono i vasa vasorum? Sono dei piccoli vasi della avventizia dell'aorta che poi appunto vanno in profondità e colpiscono questa tonaca dell'aorta, la quale ovviamente
non dimenticate che l'aorta sostanzialmente è un organo, non è mica soltanto un tubo. Benissimo, eccola qua. Ecco, questa è una cosa spettacolare, cosa succede. Per noi patologi, scusatemi, usiamo certe volte questo termine spettacolare, ma in realtà lo è, perché vengono colpiti questi vasi, viene raggrinzita la parete dell'aorta che assume come una buccia diciamo così, di albero. Eccolo qua. E qui, ecco, ne parla lo stesso Morgagni, che non aveva ben capito di questa storia dei seminari, però si sviluppa a livello dell'aorta, qui vedete, un aneurisma che corrode addirittura il torace, poi si spacca e dà una morte improvvisa. Benissimo, guardate che questa è una cosa bellissima, perché sono dei disegni che sono all'Istituto di Cardiologia di Città del Messico, che sono i cosiddetti murales di Diego Rivera, che era un pittore evidentemente, e guardate un po' qui, vedete che questo è Morgagni, questo guarda lui, Harvey, scusate, il quale ovviamente quello che ha scoperto la circolazione, e lui si trova qui di fronte un paziente, perché era abituato a visitare i pazienti e poi faceva anche l'autopsia di questi, e voi vedete che il cuore, l'aorta è ben diversa, molto più dilatata del cuore e dell'aorta che è nelle mani di Vesalio, il famoso anatomico. Benissimo, bene. Allora adesso c'è un altro protagonista della mia famiglia, Domenico Tiene. Io non lo so questa mia famiglia perché si era innamorata di questa malattia. Sta di fatto, questo è Domenico. Io incredibilmente mi chiamo Gaetano Domenico e Giuseppe perché era mio bisnonno. Sono ormai quasi 3 secoli e mezzo, diceva questo mio grande precedente, che era stato primario a Vicenza, e ha scritto questo libro sui mali veneri, 3 secoli e mezzo, che pende ancora la lite. Ma da dove viene questa malattia? Viene dall'altro mondo, portata da Colombo, oppure invece c'è qualcosa di interno a questa benedetta Europa? Ecco, vedete un po', 3 grandi avvenimenti vengono in questa fine del 1500, quando Colombo andò a scoprire l'America. Bene, ci fu un bando di ebrei e di mori dalla Spagna, cioè da Granada e Cordova, che andarono in tutta Italia, in tutta Europa. I ghetti. Scoperta dell'America, 1492. Sì, lì sono tornati poi, ma non avranno mica portato la malattia. E poi c'è questa discesa dei francesi, ecco il morbo gallico. In Italia, a Napoli, questo è al comando di Re Carlo VIII, e questo merita assolutamente che ne parliamo, perché vedete un po' qua, dov'è la provenienza appunto di questa lue venerea? Ognuno sa, e dice questo Domenico Tiene, il mio antenato, che appunto allora ebbero principio le guerre degli spagnoli contro i mori di Granada, che li cacciarono poi via, le quali terminarono con la presa di quella metropoli e successivamente l'espulsione dalla Spagna di 500.000 persone, e andarono in tutta Europa. Ecco la disseminazione della malattia, non c'è dubbio su questo. Volevo ricordarvi appunto il viaggio di Colombo, lo sappiamo, quando parte da Palos, arriva a San Salvador, poi qui comincia e ritorna, si ferma alle Azzorre, ma attracca a Lisbona. Allora, se per caso fosse stati portatori di questa seme, voglio dire, bene, avrebbero dovuto lì a Lisbona, è il punto, quando lui attracca di nuovo di ritorno, lì avrebbe dovuto scoppiare questa benedetta malattia. E poi giunge a Siviglia, da dove era partito, e anche lì non si sviluppa assolutamente la malattia, e termina il viaggio di ritorno a Barcellona. Ma guarda caso cosa è successo lì? Poi vediamo un po'. Benissimo. Ecco, questo è interessante perché quel 4 marzo, vorrei che voi lo ricordaste, guardate un po', voi vedete il 4 marzo, era quando ha attraccato a Lisbona, andava a trovare il re di Portogallo che non gli aveva dato
attenzione alle sue ambizioni di scoprire il nuovo mondo, e comunque è andato a trovarlo, e il D4 marzo 1400 è stato dunque il D doloroso per chi crede sull'origine americana della Lue Venerea. Il D doloroso è tanto riflessibile nelle storie dell'umanità che dal nuovo mondo si introdusse in Europa la Lue Venerea. Questa è la teoria che è venuta al ritorno del viaggio ovviamente di Colombo. Benissimo. Bene, però piano. Ma perché si chiama gallico? Ecco, vedete, questa, a parte il fatto che è comparso più o meno in quell'epoca in cui i Mori dovettero lasciare la Spagna, qui c'è una prima segnalazione della malattia, e questo fu il primo trattato sulla parola. Però ecco, la teoria dell'origine americana della sefilide, che i marinai di Colombo abbiano fatto parte dell'armata spagnola, attenzione, che andò a Napoli perché c'era appunto il nostro Carlo VIII francese che voleva farsi un boccone dell'area dei Borboni, ed era disceso dalla Francia gallica. Quindi a questo punto è colpa sua. Guardate un po'. Allora, qui nessuno parla di Lue infezione a Lisbona, a Siviglia, a Barcellona, come vi dicevo, quella sede in cui erano fermati i marinai di Colombo. Era molto improbabile che uno scarso numero di reduci potesse infettare contemporaneamente tutta l'Europa. Spagna, Francia, Germania, Inghilterra, Italia, assolutamente c'era questa incredibile epidemia. Ecco, a questo punto cosa è successo? Che in realtà quando lui scese, e adesso vediamolo chi era questo re che ha fondato il nome gallico. Allora, gallico o napoletano come malattia? Eccolo qua. Il nome morbo gallico risale alla discesa in Italia del re di Francia Carlo VIII, che voleva portarsi via ovviamente il territorio dei Borboni. Siamo nel 1494, quindi poco dopo dal ritorno dall'America. Per la conquista lui voleva il regno di Napoli, lo voleva fare suo, seguita dallo scoppio della pandemia sifilitica in tutta Italia. Allora, morbo gallico o morbo napoletano? Bene, vediamo un po'. Allora, attenzione, questa è una cosa molto incredibile, sentite un po'. Siamo nel 1494, quindi un paio d'anni dopo di Colombo. Carlo VIII muove verso l'Italia con un esercito di 60.000 uomini e si era portato che cosa? 800 donne, delle quali 500 venivano chiamate puttane. Interessante questa roba qua, cioè questi eserciti si portavano dietro anche il godimento delle donne. Bene, 2 settembre 1494, passa il Monginevro, arriva ad Asti, viene ossequiato dalle cortigiane, bello questo termine che recentemente è stato impiegato, di Ludovico il Moro, con le quali pigliò amoroso piacere e si ammalò di vaiolo. Pensavano che fosse un vaiolo queste pustole che venivano fuori dalla pelle. No, sono quelle della sefilide del stadio primario e secondario. Bene, guardate un po'. Allora, intanto a Nasti se l'è beccata lui da queste donne e mandò alcuni segni che chiamavano vaiuole, perché sembrava un vaiolo questo qua, che era conosciuto come tale. Tra l'altro apro il vaiolo, abbiamo il vaccino, ma della Lue non abbiamo il vaccino. Questa è una cosa incredibile, evidentemente non ci sarà interesse abbastanza per fare questo vaiolo, questo vaccino. Vabbè, questo era Alessandro Benedetti che riporta questo. Alessandro Benedetti era il professore di anatomia dell'Università di Padova, che sappiamo essere l'Università di Venezia, il quale aveva accompagnato poi l'esercito che andava di Venezia per bloccare assolutamente quello del re Carlo. Il re s'ammalò di vaiolo, che invece in realtà era persino, con pericolo di morte, essendo sopravvenuta la febbre, la quale non di meno fra 6 o 7
di giorni cessò del tutto. Bene, allora se l'era beccata con le puttane, ok? E con le cortigiane. Benissimo. Allora, e lui scende in Italia. Voglio insistere su questo aspetto qua del morbo gallico, perché lo conosciamo come tale, dobbiamo capire che cosa significa. Il termine gallico era stato inventato da Cesare, vi ricordate? Benissimo. 8 novembre 1400 entra in Pisa, si ferma poi a Napoli, fa ingresso trionfale a Napoli, poi lascia Napoli, mezza conquistata, ma in realtà non come tale, e appunto risalendo con tutte quelle che lui aveva diffuso la pestilenza in tutta Italia. E il 6 luglio 1495, proprio nel ritiro, c'è la famosa battaglia a Fornovo, in provincia di Parma. È lì che si è scontrato con l'esercito degli veneziani. Bene, questa era appunto la battaglia su questo appunto Taro, che era il fiume, a Fornovo era ma io voglio mostrarvi questo. Beh, questo ve lo salto via perché non è. Allora, cosa dice? Ha scritto un libro, Benedetti, il professore di anatomia, descrive il morbo gallico in qualità di medico castrense dell'esercito veneziano alla battaglia del Taro. Erano infetti i soldati, ma era soprattutto Carlo VIII l'infetto. Benissimo. Questa è fantastica. È il primo documento di pornografia che esiste. Vidi io un libro tra gli oggetti del bottino, quello che si portava dietro il re Carlo, nel quale erano dipinte varie immagini di meretrici sotto diverso abito ed età, ritratte al naturale, secondo che la lascivia e l'amore l'aveva tratto in ciascuna di città. Erano suoi questi. Queste portava egli il re, seco dipinte per ricordarsene. Questa è una cosa singolarissima, ma merita di... Ecco, lui torna in Francia, guardate che torna appunto a Château d'Amboise, tra l'altro poi dove sarebbe finito poi il Leonardo da Vinci, e a soli 27 anni viene colpito da un ictus perché ovviamente evidentemente aveva avuto una cosiddetta gomma, veniva chiamata, cioè l'insediamento della sifilide a livello cerebrale. Bene, allora va detto una cosa, che la lue venerea era conosciuta in Europa prima del ritorno di Colombo, qui è da escludere assolutamente che sia stata qualcosa di importata, e si è diffusa con appunto il discorso che sono mandati via da Granada a Cordova ben 500.000 persone. Tra il 92 e il 93 si verifica la migrazione in Italia di una massa di ebrei mori banditi dalla Spagna. Quella è stata la pandemia. Probabilmente affetti dalla malattia la diffusero contemporaneamente nelle nazioni presso le quali si erano resi, perché contemporaneamente nei vari stati stava scoppiando la sifilide. Allora a questo punto non c'era altra interpretazione. Ecco, questa è una cosa che mi sta molto a cuore, cioè vengono curati gli infermi di sifilide, che erano affetti da questo morbo che adesso lo chiamiamo gallico. Nascono in Europa ospedali per le malattie incurabili. Ecco il santo di cui io porto nome e cognome, santo di famiglia ovviamente, cioè che aveva dedicato la sua vita proprio per queste malattie incurabili. Vi ripeto, c'era mica la penicillina a quell'epoca. Parigi, Utrecht, Venezia, Tolosa, Napoli, queste sono tutte le città in cui erano dovuti nascere gli equivalenti degli ospedali per questi poveri disgraziati. Questa è quella che mi ha mostrato un giorno, ho visitato insieme ai Cornelli, che è quella appunto di Venezia. Questa era l'ospedale degli incurabili in cui aveva lavorato per lungo tempo Gaetano Tiene, e poi è andato a Napoli e là ha conquistato il merito di santità. Bene, sentite cosa dice San Gaetano Tiene, grande uomo e grande santo, questo qui è uno storico vicentino, cooperò con la sua autorità e con le sue beneficenze l'apertura anche di un ospedale a Vicenza, esclusivamente dedicato agli infermi del mal francese, che sarebbe il morbo gallico.
Bene, eccolo qua. Allora io, scusate, ma è una cosa che mi sta molto a cuore, perché questo Gaetano, oltre ad essere diventato santo, eccetera, però si era laureato a Padova, pensatevi, è stato il fondatore dei Teatini, è diventato... Questa è l'immagine che sta nella sala del rettore dell'Università di Padova, cioè in cui ci sono tutti quanti i cosiddetti santi negli altari laureati all'Università di Padova. Bene, allora adesso però vediamo, ma a cosa era dovuta questa sifilide? Adesso a questo punto bisogna anche andare a fondo, no? Questo è lo sviluppo della scienza e della medica. Intanto viene inventato il microscopio. Queste seminaria di Fracastoro si cominciano a vedere evidentemente anche al microscopio. Viene scoperto questo treponema pallido, che adesso vedremo, e poi ci sono i test diagnostici. Sappiamo, reazione di Wassermann, test di Nelson, che dovrebbero essere fatti, diciamo così, come screening nei popoli in cui è diffusa la sifilide ancora. Ecco qua, e poi si trova ovviamente la terapia. Vedete, quella della terapia è fantastica, perché la penicillina diciamo così, ha un effetto incredibile, cioè è molto sensibile questo treponema pallido. Questo è il microscopio che fu inventato appunto ancora eccolo qua, 1635, che è questo Robert Hooke, che era un inglese, il quale ha inventato, per vedere che cosa? I minute bodies, i piccoli corpuscoli. Pensatevi un po', questo è stata la rivoluzione in medicina per la diagnostica anche ovviamente dei tumori e via dicendo, no? Bene, allora ecco qua, guardiamolo, perché merita di essere visto. Eccolo, è chiamato treponoma perché sembra essere, diciamo così, quello di aprire una bottiglia, eccolo qua. E poi diafano perché, diciamo così, veniva chiamato pallidum perché aveva un aspetto diafano assolutamente, ma questa è stata, siamo nel 1905, ecco, e siamo alla fine. Allora guardate un po', Fleming che scopre la penicillina, quella che ha guarito tanti soldati feriti nelle guerre, nella seconda guerra mondiale, eccola qua, la penicillina è estremamente, ecco qua. In breve vi dico, guardate che è diffusissimo in questo momento ancora la sifilide, però esiste la penicillina che riesce a tamponare. E così, vedete gli Stati Uniti, c'è un segnale di rialzo. Bene, io mi fermo qui e dico che sulla sifilide è stata scritta la grande pagina della storia della medicina, ma anche della medicina che sa fare le diagnosi e curare. Grazie. Grazie di questa splendida relazione che ci ha fatto conoscere qual è la causa di questa malattia che è stata così esiziale. Non dimentichiamo che ancora nel Novecento Nietzsche, il famosissimo filosofo Nietzsche, muore per sifilide. Era pazzo perché le gomme si erano collocate, cioè l'ultima fase era una fase cerebrale e quindi lui morì appunto pazzo. Ma vediamo quale fu il pabulum in cui si diffuse questa malattia. Ma noi dobbiamo cominciare prima di tutto, visto che siamo a Venezia, abbiamo parlato di Gaetano Thiene e soprattutto Venezia era un porto di mare, era un luogo in cui transitavano molte etnie, molte persone e quindi, aspetta però qua non si vede bene, ecco scusate, ecco. E quindi ci poniamo il problema sociale e morale della prostituzione. Nel 1266 abbiamo la prima notizia del meretricio, la legge
obbliga i padroni a sfrattare le meretrici. Cioè la prostituzione non la si vuole proprio nelle città cristiane del Medioevo. E Venezia in questo non fa eccezione. Nel 1314, ad esempio, il Maggior Consiglio affronta il problema del meretricio in città e ordina di espellere homines et malas feminas che facciano postribulum nelle loro case. Cioè è evidentemente un tipo di prostituzione privata a conduzione familiare, ma soprattutto con gestione da parte di homines, cioè di sfruttatori. E nel 1340 i signori di notte, che erano quel braccio operativo del Maggior Consiglio che aveva la competenza di mantenere l'ordine in città, perseguono, si ordina, le feminas inoneste vite, cioè di vita inonesta, et le nones, cioè i fruffiani, commorantes in insula Rivo Alto. Ecco, nel 1340 abbiamo la prima definizione urbana e la prima localizzazione nel corpo urbano del meretricio. A Rialto c'era il ponte in legno, era il ponte levatoio, ma diciamo che dalla città della politica, cioè da San Marco, si arrivava a Rialto facendo una strada, scusate, ecco, mi hanno mangiato tutti gli effetti, vabbè. Si arrivava a Rialto, cioè nella zona del mercato, dove c'erano moltissimi mercanti, dove arrivavano persone da tutta l'entroterra e arrivavano le merci da tutto il Mediterraneo. Quindi girava molto denaro e i clienti, i mercanti, erano ricchi e avevano anche le loro necessità di accoppiarsi con delle escort di allora, cioè con delle meretrici. Come si arrivava a Rialto? Dalla fondamenta del Buso, che ancora oggi porta il nome del Buso perché è la metafora dell'organo sessuale femminile. E quindi c'erano i ruffiani che portavano le persone, per esempio le persone di alta dignità che frequentavano i palazzi politici, li portavano verso il centro di Rialto per svolgere i loro affari, ma anche per trovare una compagnia con cui discutere e lussuriare, come si diceva allora. E la cosa interessante è che a un certo punto, nel 1358, si registra un'inversione di tendenza. Il Maggior Consiglio si rende conto che Venezia è una città in cui entrano ed escono molte persone in Civitate Nostra e queste persone hanno bisogno di servizi e fra questi servizi, perché no, c'è anche quello della prostituzione. Non dimentichiamo che Venezia è porto di mare, i marinai, quelli che si imbarcano nelle navi, stanno per molti mesi lontano dalla città, quindi lontano anche dalle loro mogli. Hanno bisogno, per pulsione naturale, di un servizio che la città deve dare. Anche perché nel frattempo c'è una grande paura, una grande ossessione, che è frequentissima nelle carte del Consiglio dei 10, che è quella della sodomia. La sodomia non è solo un reato che grida vendetta al cospetto di Dio, perché sospende ogni tipo di riproduzione, ma è un reato che mina lo stesso Stato, la perpetuazione delle società. E il Consiglio dei 10 addirittura farà un collegio dei sodomiti per perseguirla. E dunque veramente il meretricio è un servizio che bisogna fornire per correggere quelle pulsioni un po' deviate che in tanti mesi di navigazione magari si sono manifestate. Ecco perché il ponte delle tette, con ostentazione delle bellezze muniabre e per reimpostare le pulsioni. Ma quindi nel 1358 il Senato individua la necessità di localizzare un posto, locum habilem, pro abitatione peccatricium, cioè un posto dove possono abitare e ovviamente esercitare. E 2 anni dopo sorge il Castelletto,
cioè il pubblico postribolo di Venezia. Questa è la data di nascita della professionalizzazione del meretricio, della municipalizzazione del meretricio, e sono dei nobili venieri morosini che danno in affitto le loro case a Rialto, quindi c'è un piccolo guadagno anche, a meretrices perché omnino sono del tutto necessarie in terra ista. Quindi si accerta questa necessità e si risponde con l'organizzazione del postribolo. Perché Castelletto? Perché si prende lo spunto da castelli d'amore che sono sorti in altri punti d'Europa, ma erano castelli che erano un po' decentrati, ma qua sorgono proprio nel cuore della città produttiva, a Rialto. E quindi devono essere gestiti, difesi da 6 custodi armati, perché non dimentichiamolo, uno dei problemi grossi che il Castelletto vuole risolvere non è solo quello dell'offerta di prestazione, ma quello di tutela della pace e della pace pubblica, perché i lenoni molto spesso ingaggiavano dei tafferugli con i clienti che magari non volevano pagare, sfruttavano le meretrici che molto spesso erano reclutate dalla terraferma e erano ridotte in schiavitù, e dunque c'era necessità di ordine e pace sociale. Ecco perché i 6 custodi armati e delle matrone segnalate ovviamente dai capisestiere. I capisestieri erano 6 e gestivano i 6 sestieri, quindi avevano il controllo della città sotto mano, e le matrone all'interno del castelletto riscuotevano il denaro per le prestazioni, le davano alle meretrici, trattenevano i soldi dell'affitto e anche dei custodi. Quindi un'organizzazione di tutto riguardo, se non che però perché ci si chiede a un certo punto, dopo tanti anni, dopo tanti decenni di cacciate delle meretrici, c'è questo passo indietro? Ma si cita Sant'Agostino. Che cosa di più sconcio, di più vuoto di dignità, di più colmo d'oscenità delle meretrici, dei ruffiani e simile genia? C'è la condanna ovviamente del cristianesimo. Eppure, togli via le meretrici dalla vita umana e guasterai tutto col malcostume. Quindi se lo dice Sant'Agostino, ma poi rincara San Tommaso, quindi siamo già 1225-1274 nella Summa Theologiae. Se tu toglierai la sentina o la cloaca, riempirai di fettore la nave o il palazzo. Se tu toglierai le meretrici dal mondo, lo riempirai di sodomia. Ecco la ossessione. La sodomia va a minare la perpetuazione delle società. E ancora, la prostituzione è positiva in un certo senso, perché previene i crimini contro natura, come l'omosessualità, l'incesto, la sodomia e la masturbazione. Dunque, male minore e mezzo gaudio direi per tutta l'Europa, perché questo fenomeno si manifesta in tutta Europa. Noi abbiamo nel 1347 il Castello d'Amore d'Avignone, un Château Vert a Tolosa. Perché li chiamano castelli? Perché lì avevano la discrezione di farli un po' fuori, nella campagna. Oppure Château Gaillard a Tarascone in Provenza, che risulta già attivo nel 1374. E poi nelle città italiane, come vi dicevo, è una vera e propria municipalizzata. Tra il 1350 e il 1450, cioè in questo secolo, nelle città italiane, ovviamente di un certo rilievo, non quelle provinciali in cui prevale la condanna morale, sorgono invece dei pubblici postriboli: Lucca, Pisa, Pavia, Mantova, Perugia, più periferici a Torino, sono più montanari. A Firenze invece sorge il postribolo in Chiasso dei Buoi, fra il Duomo e Palazzo della Signoria. A Roma e a Napoli, nelle zone più popolose e centrali della città. Perché questo? Noi
ci chiediamo ma come mai diventano tutti lussuriosi tutti in un momento e i comuni veneziani, veneziano e le città italiane si mettono a gestire questi postriboli. È successo qualcosa di molto grave, la Grande Peste del 1348, e la Grande Peste ha insegnato a temere la morte e a cercare di reagire con la pulsione verso la vita. Basterà guardare in chiave diversa un capolavoro che noi tutti conosciamo, che è il Decameron, per vedere che fra la cornice e le novelle c'è proprio questo fenomeno che poi, mutatis mutandis, se vediamo nelle città italiane, ci spiega molti di queste inversioni morali. Nel Decameron la cornice spiega la morte e la tragedia che c'è a Firenze, e invece spiega poi questi 10 ragazzi che scappano in un'atmosfera campestre, 7 ragazze e 3 ragazzi, non sto a indugiare perché è talmente ovvio, l'abbiamo studiato tutti a scuola, ma che si rifugiano nella narrazione. E che narrazione è? Narrazione della vita. Non sono i racconti di come c'erano prima i fabliaux, le storie edificanti dei santi, dei cavalieri, eccetera. Sono racconti di gente comune che con l'intelligenza, con l'astuzia, con la furbizia, con la beffa vivono, e vivono anche l'amore. Boccaccio scopre quella che è la dimensione fisica dell'amore, che non è più solo l'amor cortese. E quindi, ritornando a Venezia, ma volete che non lo scoprano qui, attraverso la fondamenta del Buso, portando poi tutti questi stranieri, ma anche cittadini, i patrizi, sono anche grandi frequentatori dei postriboli veneziani. Eccola qua la fondamenta del Buso, dov'è? È ancora, voi la vedete, è ancora rimasta lì. E poi si arriva nel cuore del castelletto. Oggi non possiamo ricostruire le caratteristiche delle case del castelletto, anche perché dal 1360 poi sono state fatte delle riedificazioni, delle modifiche urbanistiche, ma ci resta nella toponomastica la memoria della funzione, Ponte delle Tette, perché in effetti si affacciavano le cortigiane, le prostitute anzi, con i seni scoperti e erano vicino a sottoporteghi, luoghi oscuri. Nel castelletto vigeva la legge che le prostitute dovessero restare all'interno, avevano i piani terra dove esercitavano e in più potevano aggirarsi per le calli circostanti per adescare i loro clienti. Non potevano però allontanarsi dal castelletto se non di sabato. Di sabato potevano uscire e poi però con un'attenta legislazione si cercherà di fare in modo che possano essere distinte dalle donne per bene. Questa è una preoccupazione costante. E allora come fare? Si adottano dei segni infamanti. Ma andiamo avanti con l'organizzazione del castelletto. Il castelletto a un certo punto diventa molto piccolo, perché queste prostitute fanno i loro lavori con prezzi calmierati, ma viene loro concesso che possano pernottare nelle taverne. Le taverne sono molte, quindi creano un indotto economico non da poco. Però decidono, e qui c'è una legislazione serrata, decidono che non possono bere, ad esempio, no? Anche per motivi poi fiscali, perché devono distinguere quelli che vendono il vino da quelli che affittano le camere e così via. E infatti questo, vedete, Ponte della Furatola, perché le furatole erano i posti dove, scuri da furus, dove potevano andare a mangiare più che altro, più che bere, perché a bere si andava invece nei bastioni. Ma nelle taverne i foresti potevano appunto anche mangiare e bere. Ecco perché
tutta questa attenta legislazione, le meretrici possono dormire ma non possono mangiare, poi invece possono restare. Ma il problema grosso qual era? Era che quando loro uscivano si indebitavano e dunque erano ridotte in servitù, perché indebitandosi poi chi prestava loro i denari le minacciava di farle condannare per debiti, che allora era un reato, e dunque loro dovevano esercitare e erano soggiogate. Interessante, 1421 il Senato ordina quindi che le meretrici possano dormire nelle taverne, ma non consumano vino. Il giorno dopo ordina che rientrino nel castelletto da Carampani e San Samuele. Allora vuol dire che erano uscite, che c'è stata una diaspora. Molte di loro non volevano esercitare dentro. Alcune si spostano a Carampani, che sono sempre in quella zona di Rialto, ma altre sono addirittura andate a San Samuele. E al Senato questo non va bene. Se io organizzo un meretrice municipalizzato, lì deve essere. Ecco che fa questo ordine, ma questo ordine lo rincara con l'imposizione di un fazzuolo giallo a meretrici ruffiane. Queste persone che esercitavano questo tipo di professione dovevano avere il segno distintivo, che era quindi un colore già usato, attenzione, anche per gli ebrei, una O di panno giallo, che era un marchio infamante. Lo stesso colore è usato a Bergamo, bianco lo si usa invece a Parma e a Verona, il nero e grigio a Milano, con una testa di mucca su campo bianco a Lodi, rosso a Padova e Treviso, a Bologna e Firenze il cappuccio con un sonaglio sulla punta, in modo che si potessero distinguere. A Lipsia e a Vienna, quindi anche in Europa, mantelletti gialli, in Svizzera, Berna e Zurigo, cappelli rossi. Ecco questi segni infamanti, ma attenzione, questi segni infamanti, col voltar del secolo e con l'avvento delle cortigiane, diventeranno dei segni promozionali. E dunque saranno anche un vanto delle meretrici e nella iconografia elevata, ad esempio dei pittori veneti, il giallo resterà ad indicare l'esercizio dell'amor sessuale nelle dee. Questo è Giove con Io, vedete il fazzuolo, la fascia gialla. Questa è una penitente di Domenico Fetti, l'inizio del Cinquecento, il primo di Paris Bordon a sinistra della fine del Cinquecento, il secondo, ma ve ne potrei mostrare a decine. E la cosa interessante è che noi notiamo il sovrapporsi degli amori degli dei, soprattutto di Giove, impollinatore per eccellenza. Aveva preso tutte le sembianze, Cigno per possedere Leda, si era trasformato in nuvola d'oro per possedere Danae, in Giovenca per rapire Io. Insomma, Giove si era trasformato, ma la cosa bella era che le meretrici cominciano a coincidere, a sovrapporsi con le dee dell'Olimpo pagano. Un salto culturale non da poco in queste zone, per esempio, in cui avevano cominciato a dilatare il castelletto nel Rio Terà delle Carampane e in altri edifici che ancora di cui ci restano le tracce nella toponomastica. Finché a un certo punto, 1438, questa è una parte, così si chiamavano le deliberazioni del Maggior Consiglio, chiave nella storia del femminismo, diciamo, internazionale. Il Maggior Consiglio legifera: alcuna femmina non se possa impegnar né essere impegnata da altri per lussuriar, ma che tutte siano libere. Cioè il Maggior Consiglio, con 404 voti favorevoli, 41 no,
e 2 soli non sinceri, ovvero astenuti, come li chiamavano i veneziani, decide che sia posto fine allo sfruttamento delle donne, perché devono, continua la parte, poter, se si pentisse, poter sospendere la loro attività e convertire per esempio i loro guadagni per una vita onesta. Questa è una parte di un interesse eccezionale. Se poi andiamo a vedere come nel frattempo si è diffuso il meretricio in varie zone della città, anche in bocca di piazza, noi capiamo che vi è stata una scalata sociale da parte di alcune, che diventeranno sempre più numerose, di queste meretrici, che al giro del secolo, cioè dalla fine del 400 al 500, diventeranno da professioniste del sesso a signore dell'amore, dell'arte d'amare. E nel 1360, vi dicevo, nasce il Castelletto, nel 1460 è già fallito, viene creato un secondo castelletto nelle case di Malipiero, ma in realtà anche questo sarà destinato ad avere poca fortuna, perché ormai la pratica del meretricio è diffuso in tutta la città. Come facciamo a saperlo? Lo sappiamo per esempio perché oltre alla fondamenta della stua che c'è a Rialto, noi ne troviamo un'altra, questa è quella vicino al Castelletto, ne troviamo un'altra in bocca di piazza. Come funzionavano le stue? Erano rivisitazioni delle terme pagane, ma non c'era lo spazio nelle città della fine Medioevo, del Rinascimento, per fare le grandi terme romane, negli investimenti di capitali. E allora si facevano delle stanze con dei bracieri dove si buttava dell'acqua, si creavano i vapori e lì stavano le cortigiane e i clienti, e poi c'erano delle stanze vicine in cui c'erano gli amplessi mercenari. E questa per esempio è da un'incisione di Raffaello. Una stufa sembra un po' una mucchiata, però questa è una stufa di rivisitazione pagana. E questa invece è una stufa che troviamo un'altra vicino all'Acquerini, dimostrazione chiara che c'è anche la diffusione su tutto il territorio urbano di questo tipo di locali che sono tenuti dagli stufaioli, che non a caso sono citati nelle varie commedie anche di beffe, perché la stufa era il luogo ideale dove si facevano le beffe e dove anche succedevano tafferugli. Qui per esempio avevano ucciso anche, c'era stata una rissa fra 2 patrizi per una cortigiana. E questo è un quadro di grande interesse. È Giove trasformato in nuvola d'oro per fecondare Danae, che era stata chiusa in una torre dal padre Acrisio, che aveva sentito la profezia del solito Menagramo, che gli aveva detto che la figlia avrebbe avuto un figlio che l'avrebbe ucciso. Ecco, lui la chiude, Giove passa, la vede, si trasforma in nuvola d'oro e possiede Danae e la metterà incinta. Vedete in questo quadro quella che è la custode in realtà ha l'aspetto di una mezzana, che avidamente cerca di raccogliere i denari. E non a caso questo è un contesto che deve essere stato ispirato a Tiziano, che è sempre il grande maestro della sensualità, da una delle stufe veneziane, e il viso sembra essere quello di Anzola dal Moro detta la Zaffetta, una delle più seducenti cortigiane veneziane, amata dall'Aretino, ma amata non solo per gli suoi amplessi, ma per la sua compagnia, per la sua conversazione. Non dimentichiamo che le peccatrici, le prostitute che fanno carriera, sono quelle che sapranno anche studiare la cultura umanistica, che disserteranno con questi che sono Lorenzo Venier, Maffio Venier, Tiziano, l'Aretino ed altri, e dunque diventeranno veramente delle signore dell'arte d'amore, in una Venezia che è la Silicon Valley dell'editoria, perché in realtà a Venezia Aldo Manuzio
solo pochi anni dopo che è scoperta la stampa, fa i pocket, i tascabili, traduce e pubblica su larga scala le Metamorfosi. È il libro che promuove più di altri la voluptas, che è il motore dell'universo, la voluttà, la signora degli uomini e di tutte le creature, ma anche degli dei. E è la voluptas che cercano anche nei postriboli, nelle stufe e nelle case, diciamo, private. Quindi vedete, i piani sono paralleli ma si intersecano in una città che è un crogiolo di editoria, di cultura, di mercanzie, di mercati e di mercanti. E questo mercato sicuramente è molto importante. Ma che numero avevano? Che presenza, che tipo di presenza c'era? Pensate, a Roma un censimento registra 6.800 meretrici, pari a 1/10 della popolazione. Qualche anno dopo, nel 1516, saranno 4.900 su 55.000 abitanti. Il che vuol dire che era una professione molto praticata. A Venezia Marin Sanudo azzarda un numero pazzesco. 1509, 11.624, un po' esagerato forse, ma certo erano piuttosto numerose. Ce lo spiega Maffio Venier, un poeta lubrico veneziano, che dice: «Noghese casa che non abbia putane, noghese contrada che per grazia di Dio non andasse parapar coi carampane». Quindi in ogni casa c'era questa tendenza. E ancora direi un altro sonetto: non c'è donna da Mario che al lustro di un liron, cioè al lustro di una lira, non dica vieni su caro ben mio, cioè venite dentro. Questo è anche la dimostrazione però di una situazione socio-economica che è molto precaria fra la fine del 400 e gli inizi del 500. Michel de Montaigne, in Viaggio a Venezia, racconta che almeno 150 cortigiane vivevano da principesse in palazzi lussuosi, e Thomas Coiriat nel 1608 indica addirittura 20.000 meretrici, una presenza cospicua. Allora, questi sono numeri che non direbbero nulla, ma possiamo capire alcune cose. C'erano delle prostitute, come quelle che arrivavano a seguito degli eserciti, povere, quasi ridotte in schiavitù. C'erano quelle che erano le ragazze che per le carestie o le epidemie si riversavano nella città a causa delle orde di eserciti che mettevano a ferro e fuoco le campagne. Carlo VIII ne ha parlato prima, Gaetano Tiene, nel 1494-95, e la battaglia di Fornovo, il diffondersi della sifilide, che non a caso completa con la battaglia di Fornovo la diffusione del mal venereo. Quello che hanno fatto, hanno cominciato negli amplessi amorosi le cortigiane, le prostitute di tutta Italia, lo si completa nel corpo a corpo, nella battaglia fra vincitori e vinti. Si mescola il sangue, si creano le ferite, e chi è vincitore torna a casa che è vinto. Non solo, ma torna a casa dalle amorosi mogli che l'aspettano e diffonde la sifilide. Ecco perché un morbo che è infettivo diventa quasi contagioso. Ma ancora, che altre congiunture ci sono? Vi dicevano prima la pandemia di sifilide. È definita mal de Naples dai francesi. L'hanno presa a Napoli, mal francese dagli italiani, tutta colpa di quei mascalzoni che sono scesi, ma mal dei cristiani dagli orientali, ma spagnolo dai portoghesi dagli asiatici, dei turchi dai persiani, dei tedeschi dai polacchi dai moscoviti. Tutti lo attribuiscono al vicino, perché hanno chiaro che le prime comparse, i primi sintomi, sono proprio di uno spruzzissimo mal, come dice il Marin Sanudo quando lo segnala, un mal da sporcaccioni, da gente che va per postriboli. E a parte questo, ci sono altre battaglie qua vicine
che colpiscono Venezia, la sconfitta di Agnadello, ma ancora il sacco di Roma, che provoca poi a ricaduta una carestia, col passaggio poi dei lanzichenecchi che hanno messo a sacco Roma, una carestia generalizzata nel 28. E arrivano maree di poveri e di donne e di ragazzi che hanno solo il loro corpo, solo quello possono vendere. E la prostituzione si impenna e Venezia diventa una delle mete più desiderate, perché alcune delle prostitute fanno carriera, diventano cortigiane e diventano produttrici di linguaggi amorosi, diventano produttrici di poesia, di musica, di cultura, sono rispettate, hanno palazzi, sono mantenute da persone illustri. Ecco la Lozzana andalusa, una Lozzana spagnola che va nei postriboli di Roma e poi finalmente arriva a Venezia. E questo autore racconta la storia di questa prostituta spagnola che arriva a Venezia. Guardate che bello, è il cavallo veneziano, la gondola. E lì c'è tutta la descrizione e c'è anche la descrizione del modo per curare, fra virgolette, il morbo gallico, cioè con il legno guaiaco. Sono dei modi, non sto adesso a parlarvene, con il mercurio o con il legno santo, che è un legno importato dalle Americhe, che sono più dannosi che altro, però nel concetto dell'epoca della purificazione del corpo, siccome il legno santo fa sudare e fa anche è diuretico, quindi si ha l'impressione che purifichi. Il mercurio applicato nelle stufe, vedete anche come si congiungono, si intrecciano i luoghi della pratica del piacere, della pratica della cura. Nelle stufe si applicano le unzioni mercuriali che sono devastanti, perché questi muoiono avvelenati, e le unzioni si applicano con il vapore, proprio nelle stufe. E dato questo verificarsi del morbo, la competenza chi può passare? Ai provveditori alla sanità. I provveditori alla sanità che nel 1539 acquistano dal Consiglio dei 10 la piena giurisdizione sulle prostitute. Creano gli ospedali degli incurabili, che sono fondati, anche qui, sono fondati da nobili donne, una Malipiero e una Grimani, che fondano allo Spirito Santo la prima casa per le prostitute, perché sanno che gira e rigira poi il morbo arriva anche a loro, attraverso i cari mariti. E nasce l'ospedale degli incurabili. Ma la cosa importante e interessante da vedere è che in questa visione del meretrice non possiamo fare di ogni erba un fascio. Vi sono le povere che fuggono dalla fame, dallo sfruttamento, che arrivano dalle invasioni. Vi sono quelle che fanno carriera, ma vi è una differenza fondamentale che noi notiamo nelle carte dell'Archivio di Stato, cioè le prostitute oneste, le cortigiane oneste, prostitute oneste, che sono quelle del luogo, quelle che hanno un domicilio, che hanno piesa, cioè la mezzana e la madre, il padre e il fruttariol de fronte. Guardate questo è un elenco stampato nel 1566 delle cortigiane, delle meretrici. Erano degli elenchi promozionali per i turisti. Infatti alla fine dicono, se poi dopo tutti volete, perché ci sono tutte le tabelle, tutti i prezzi, addirittura Veronica Franco a Santa Maria Formosa, Piezza, Somare, ha una quotazione bassissima, quindi doveva essere all'inizio di carriera, perché dopo invece sarà una donna cui aspirano addirittura i signori potenti della terra. Però c'è questo tipo di differenza. Le cortigiane oneste sono quelle che hanno radici, che sono inserite e che quindi danno delle garanzie. Le altre vengono invece frustate e cacciate. Ecco perché con le molte immigrazioni il Consiglio di 10 incarica i provveditori della sanità di fare le cacciate delle meretrici. Nel 1939 dice: avete cacciato 4.000
poveri mendicanti dalla città, adesso voi cacciate tutte le meretrici che sono arrivate nella città negli ultimi 5 anni. Pensate voi che po' di immigrazione ci doveva essere stata. Per l'altro verso, quelle che fanno carriera, che hanno intrapreso la scalata sociale, sono signore anche della moda. Ecco gli abiti, ecco sotto i mutandoni molto eleganti, guardate le scarpine elevatissime che davano loro questo modo sinuoso di camminare, e ancora mutandoni policromi, e poi pizzi, gemme, acconciature. Ecco perché una delle proibizioni ricorrenti è quella che le meretrici non devono andare, le cortigiane, non devono andare nelle chiese, nelle funzioni ufficiali accanto alle donne per bene, perché queste le invidierebbero, queste avrebbero un modello da imitare per emanciparsi. Non parliamo poi delle gondole. Ci sono dei freschi, scusate, non sono regate, non sono competizioni, ma sono le passeggiate nel Rio della Sensa delle meretrici per prendere il fresco, e anche dei gustosissimi acquerelli che mostrano il felze abbassato e sotto invece le conversazioni lussuriose che facevano. E interessanti alcune ordinanze che proibiscono severamente alle meretrici di vestirsi da uomini, da maschi. La sodomia, l'omosessualità imperversa, e molte di queste meretrici particolarmente raffinate si vestono, si abbigliano e si pettinano col ciuffo come se fossero dei maschi e si vestono da maschi. Questo è assolutamente vietato, tant'è che non si vieta loro anche di andare in giro col felze abbassato o comunque per far vedere quali sono le offerte del mercato. Per concludere le ultime immagini, a Palazzo Ducale, Andrea Vicentino, quando rappresenta l'arrivo di Enrico III, che viene accolto al Doge nel 1574 al Lido, Enrico III andrà a cingere la corona di Francia e guardate, di dietro c'è Veronica Franco, che lo accoglie, non solo, ma la sera lo ospita nella sua casa. Non ci raccontano quello che fanno, ma ci raccontano che lei dona un suo ritratto al futuro re e anche un sonetto. Non si sa che cosa il futuro re gli abbia dato. Altro particolare, noi ci estasiamo davanti a alcuni quadri, che sono per esempio questo di Tiziano, no? L'amor sacro, l'amor profano, non sappiamo cosa significa. Guardate il volto. Quel bel volto è di Angela Zaffetta, Angela Dal Moro, detta la Zaffetta, la prostituta tanto amata da Tiziano e da Aretino, per non dire poi da altri patrizi. E queste signore dell'amore riescono anche a diventare produttrici di linguaggi poetici, artistici e musicali. Alla fine però la Controriforma cancellerà questa stagione in cui alcune donne hanno toccato quasi il potere, la libertà, la poesia, la cultura, perché si cercherà di imporre sempre di più la donna riproduttrice, la donna come quella che viene rappresentata da Giusto Leccour nel gruppo marmoreo della Chiesa della Salute, la fanciulla a sinistra che sarebbe Venezia in età riproduttiva, che supplica l'altra maternità, la donna che si è riprodotta negando però il piacere, la Madonna, per dare un figlio a Dio, e cacciano insieme la peste, che è rappresentata come una vecchia laida che potrebbe essere una mammana, che comunque rappresenta un qualche cosa di triviale e un qualche cosa di sessuale. Così si chiude questa epoca, però attenzione, è stato un periodo che ha fatto percepire l'importanza del messaggio umanistico. Se noi oggi, e questa è una mia così divagazione sul tema, se noi oggi guardiamo ad altre culture
che velano le donne, che negano loro di cantare, di fare poesia, di avere voce, dobbiamo volgerci indietro, e forse questa esperienza culturale è stata importante per la nostra crescita europea. Grazie.